Dottoressa, da Naro parte un messaggio nuovo, l'utilizzo del pensiero, della mente, di alcuni comportamenti influenzati da un cuore che possono migliorare la vita. È qualcosa di molto complesso, vogliamo spiegarlo? Sì, è un molto complesso dove l'epigenetica diciamo, si integra con la parte integrante di noi stessi, dando una visione molto diversa da quello che noi siamo abituati nel nostro mondo occidentale, e ci ispiriamo anche molto al mondo orientale, ma non nelle pratiche di religione, assolutissimamente, perché noi siamo corpo, siamo mente, siamo un tutt'uno. Dobbiamo spiegare questo fisiologicamente, come la medicina ci ha insegnato. Questo è un qualcosa di fondamentale quando la neuroscienza va ad integrarsi con tutto ciò che ci circonda, calandoci proprio all'interno, alla nostra interiorità, scusate, alla nostra spiritualità, che ci porta proprio a vedere un qualcosa di diverso, un qualcosa di amare non come siamo abituati ad amare, ma ad amare il mondo universale. Quindi essere un tutt'uno, calarsi dentro di noi, perché è fondamentale ascoltare le sensazioni del cuore e non della mente. Quindi se noi riusciamo a capire questo e a lanciare questo messaggio fondamentale che l'uomo deve capire, è qualcosa di fantastico, qualcosa proprio di emozionante, qualcosa che il mondo finalmente arriverà ad avere tutto ciò che noi si ci aspetta. È quello che anche noi medici a volte diciamo, ma spesso io come geriatra, perché arrivato a una certa età è difficile, no, combattere l'invecchiamento, eppure non è così. L'invecchiamento si combatte, l'invecchiamento è qualcosa che, se noi siamo abituati ad allenare il nostro cuore, manda molti impulsi alla nostra mente, e quindi c'è un interscambio che è tutto reversibile nella vita, anche la malattia. Può sembrare strano, ecco perché il cuore è quantico, perché noi possiamo dire: ma allora è una magia? No, non è una magia, è solo fisiologia. E Dio ci ha creato perfetti, e quindi quando Dio ci crea perfetti siamo noi che non dobbiamo utilizzare la mente, ma dobbiamo calarci dentro di noi. E questo è veramente il massimo, l'unico, l'universo, quello che è al di sopra di qualsiasi cosa, e anche la malattia così si combatte. Il farmaco va benissimo nei momenti di acuto, però dopo dobbiamo fare allenamento giorno dopo giorno e ascoltare le nostre emozioni, il nostro cuore, non la nostra mente. Allora riusciamo a dare un qualcosa finalmente di diverso. Grazie. Dottoressa, mi fa pensare parecchio questo discorso alla meditazione e allo yoga. Che rapporto c'è o interagiscono queste cose? Sono tecniche fondamentali, anche la meditazione, lo yoga, perché fanno parte proprio di noi stessi. Noi non siamo abituati a vivere la vita con una vita, diciamo, scandita. Purtroppo la nostra società ci ha abituati a correre, ad essere veloci e a non avere proprio il tempo per scandire. Ad esempio, in Spagna è fondamentale fare la siesta. Quindi ci sono anche le ore di meditazione prima, all'alba, fanno la mezzogiorno, pomeriggio e la sera, e questi sarebbero i 4 momenti della nostra giornata dove noi tutti quanti ci dovremmo fermare. Quello ci fa, non è tanto il fatto di perché dobbiamo mangiare oppure perché dobbiamo riposare, ma è la riconnessione con noi stessi, perché anche mentre noi mangiamo dobbiamo capire che stiamo mangiando, il perché, che cosa è fondamentale. Tu non puoi mangiare se sei nervoso, ma devi mangiare in massima tranquillità, perché quello attiva dei meccanismi e dei processi tossici, non sani. Ecco, educare le persone proprio a vivere e scandire la nostra giornata, prendendosi gli spazi per noi stessi, anche gli spazi sul lavoro, perché dovrebbe anche cambiare il mondo del lavoro, quindi integrare queste tecniche anche nelle attività di tutti i giorni. Una giornata di incontro centrata sul cuore quantico e su
come comunque determinati momenti di riflessione e di educazione del pensiero possono interferire nella nostra vita. Ce ne parli? Grazie, sono Tiziana Vignoli, vengo da Narni e sono la fondatrice dell'Accademia Pensiero Quantico del Cuore. Sì, veramente sono felice di essere qua, invitata dalla dottoressa Gera Destro a Naro per diffondere questo metodo, chiamiamolo così, di fisica quantistica in ambito olistico, dove si utilizza l'intento, quindi il pensiero, che può veramente modificare la nostra parte interiore, quindi a livello energetico, fisico, in tutte le nostre strutture, per modificare anche la realtà esterna. Quindi molto interessante per noi e sono felice di poter portare questo concetto, magari che ancora non è così conosciuto. C'è un percorso da seguire? Sicuramente sì, inizialmente si possono fare dei check-up un po' come quando si va da un medico, no? Nel senso, in questo caso di fisica quantistica olistica, energetica, dove io e i coach possono comunque dare prova di questa funzionalità del cuore, avendoci il permesso di poter operare con la persona, e poi ci sono proprio dei corsi formativi che io faccio sia online che live. Quindi ci sono 2 percorsi, uno che è di base per essere autonomi, perché quello che è importante è l'autonomia, quindi non andare sempre da qualcun altro, ma ritrovare il potere dentro se stessi. Ma ci sono dei tempi entro i quali si può raggiungere questo tipo di beatitudine, quasi l'avete definita? Sì, di pace interiore che si trasferisce anche all'esterno, come dicevamo. In fisica quantistica il tempo in realtà non esiste, quindi quando abbiamo delle trasformazioni sono immediate. Ovviamente il tempo è quello della consapevolezza, quindi partecipare, ci sono persone che, io ho la scuola ormai dal 2020, dal 2019, ci sono persone che hanno avuto bisogno di tempo per consapevolizzare e quindi applicarsi a questo metodo, e persone che immediatamente in 2 mesi hanno fatto dei salti di coscienza o comunque del miglioramento immediato. Dipende sempre dalla persona, non tanto dal metodo, questo sicuramente.